Capodanno bagnato, Capodanno fortunato, e quindi ci sono tutti i presupposti per un 2024 importante, però l'appello che ho fatto anche dal palco è quello di recuperare la serenità. 2 guerre, l'inflazione, i femminicidi ci hanno un po' minato la serenità e credo che sia arrivato il momento di recuperarla facendo comunità, essendo solidali e rimanendo uniti, quindi questo è l'augurio più grande che voglio fare alla mia comunità. E a lei personalmente che augurio si fa? Ma io quello di continuare a godere della fiducia dei miei cittadini. Nel 2023 ho superato l'esame di maturità con le elezioni, che da una parte mi ha regalato un grande risultato, quindi una grande soddisfazione, che però è anche una grande responsabilità, e quindi continuare a servire questa comunità e a tenere alto il consenso per me sarebbe il regalo più bello per il 2024. E c'è sempre voglia di sperare per l'anno nuovo, soprattutto io credo che le speranze principali sono quelle sempre di un mondo migliore, quindi sicuramente un mondo fatto di maggiore equità sociale, di più rispetto per le donne e di maggiore benessere, ma soprattutto di lavoro per tutti e anche e soprattutto di pace nel mondo. Spera sempre in meglio, incrociamo le dita perché è anno bisestile, quindi speriamo bene. Di divertirsi c'è sempre, il tempo la rovina, però io vedo che ci sono tanti ragazzi che non hanno l'ombrello eccetera e che giocano e che saltano, ballano lo stesso. Cosa mi auguro? Allora, la fine della guerra, la pace, l'eguaglianza, tutte queste belle cose che però sappiamo che sono utopie, però insomma cerchiamo di sperarlo, finché lo speriamo c'è vita e c'è speranza. Per il Capodanno con la pioggia, però la voglia di divertimento non si ferma. Certo, anche quest'anno sotto la pioggia non abbiamo rinunciato a questo evento. Qualche speranza particolare per l'anno che verrà? Che sia un anno buono, migliore, meglio di quest'anno, sicuramente.